anche a nuoto, che col Piave in piena non è la migliore delle idee. L'ultimo giorno un ufficiale austriaco racconta: all'alba, dopo che abbiamo respinto un violento attacco degli italiani, perché gli italiani attaccano continuamente la Testa di Ponte per ributtarli al di là del Piave, arriva la notizia che a nord la linea è rotta e che le truppe fuggono. È la catastrofe. I resti della fanteria sgombrano le trincee e corrono verso il fiume. Un fuoco violentissimo li insegue e l'acqua gialla del Piave ribolle sotto le esplosioni ininterrotte delle granate. Le acque del Piave portano a valle un numero enorme di cadaveri. La battaglia del Piave è la vera grande vittoria italiana di questa guerra. È la volta che l'esercito italiano da solo, ci sono ancora inglesi e francesi, ma il grosso siamo noi, davanti al nemico tradizionale,